Allora, direttore, siamo ancora nella situazione domeniche sì, domeniche no, chiusure, non chiusure, competizione con i centri commerciali o un attimo la questione si è sedata? Ma in questo momento la rete distributiva sta un po' ripensandosi completamente. Sicuramente la questione delle domeniche non è più quella di un tempo, considerato quello che sta succedendo attraverso l'e-commerce, tanto per capirci, però che si debba arrivare comunque a definire una serie di festività in cui tutte le attività devono chiudere, questo è fuori luogo, cioè è fuori discussione, deve esserci, non esiste alternativa, sono 12, sono 16, ma devono esserci una serie di festività in cui i negozi rimangono chiusi e credo che questo sia fondamentale non dal punto di vista economico, ma proprio di vista della qualità della vita delle persone. Cioè, è impensabile che si continui tutte le domeniche a riempire queste cittadelle artificiali per andare a fare acquisti, per andare a fare sport. Chiaramente poi il tema oggi è molto cambiato, chi sta incidendo moltissimo nelle modalità di consumo è l'e-commerce. E qui tra l'altro va aperta una partita che è una partita sicuramente non padovana neanche vicentina, ma che è quella della tassazione, europea. per esempio, notizie di quest'oggi, l'Italia si è tirata indietro e quindi non si pronuncia sul fatto che non si vadano a tassare i colossi, i big, perché così gli Stati Uniti vogliono e di conseguenza... Io ripeto una cosa che la Presidente della Confesercenti, la Patrizia, sta dicendo ormai credo in tutte le salse, in tutte le occasioni. Noi siamo pronti a giocare, le nostre imprese sono pronte a giocare con le stesse regole, cioè vogliamo giocare con le stesse regole. Noi abbiamo una tassazione che arriva al 60%, in alcuni casi al 60%, esatto. Loro pagano il 3%. Abbiamo delle regole amministrative enormi, per cui quando io voglio aprire un altro negozio divento matto, questi vendono dove vogliono con un'unica autorizzazione. Allora, queste regole vanno messe e fatte rispettare. La non volontà di farlo non dipende perché siamo brutti e cattivi come sono brutti e cattivi l'Italia, ma dipende da alcuni vincoli commerciali internazionali. Ci dispiace di questi vincoli, ma vanno superati. Certamente deve essere l'Europa che si muove su queste cose perché il competitor non è la Francia, in questi casi il competitor sono gli Stati Uniti, no? Per quanto riguarda queste società, però deve essere superata perché altrimenti corriamo veramente il rischio che tutto quello che si è costruito nel nostro Paese vada a morire, perché anche su questo, guardate, continuiamo a chiedere, lo diciamo ai consumatori, lo diciamo ai comuni, allora continuiamo a chiedere ai negozianti, e le luminarie, e dateci una mano su questo, e se c'è la strada sporca pulitela, e se c'è la neve buttate via la neve, ma in cambio che cosa diamo? In cambio che cosa diamo? Il registratore, la trasmissione telematica dei corrispettivi, la lotteria degli scontrini, cioè diamo in cambio queste cose. È chiaro, è evidente che dobbiamo verificare, qualcuno dice detassiamoli, io credo che il vero problema non sia tanto quello di detassarli quanto quello di costruire delle regole del gioco comuni e di dare degli strumenti di sostegno per queste piccolissime imprese. Perché questa è l'unica possibilità che abbiamo, insomma, non è possibile che si continui a considerare questi esercizi come una cosa marginale, perché questa è la verità, una cosa marginale nell'economia del nostro Paese. Su questo assolutamente, ecco l'aspetto fiscale, con la nuova finanziaria e poi con quelle che saranno le prossime tappe, c'è stato un attimo di smarrimento perché comporta degli aggravi ulteriori per quanto riguarda gli operatori del settore, soprattutto i piccolini, no? Questo sistema telematico, dello scontrino telematico e poi appunto come diceva lei della lotteria fiscale, no? Per cui... Buttiamo là le due o tre cose che ci sono. Primo, non si chiude perché c'è il registratore di cassa. Il registratore di cassa, la trasmissione telematica dei corrispettivi, si chiude perché si è stanchi, perché magari fa fatica, non è quello là. Però certamente è un incentivo alla chiusura, quello sì, è un incentivo alla chiusura. Si chiude perché non ci sono più risorse economiche, perché i volumi d'affari calano, si chiude per questo motivo. Quello che è vero però è questo, è che anche noi come associazioni ci siamo attrezzati perché in cambio di queste, chiamiamoli così, aggravi burocratici, perché poi fatturazione elettronica, trasmissione telematica dei corrispettivi e altre cose sono comunque un aggravio dei costi, c'è poco da fare. Pensiamo solo al cambio del registratore di cassa, nonostante gli incentivi. Ci siamo attrezzati e abbiamo investito. Per dare che cosa? Per dare delle risposte anche in ordine ai costi burocratici. Pensiamo che oggi è possibile, oggi dovrebbe essere possibile dare in restituzione a questi piccoli commercianti che hanno le fatturazioni elettroniche, dare una contabilità dei costi estremamente bassi.
Ora, il sistema non è ancora attrezzato, non il nostro è attrezzato, è quello pubblico che non è ancora attrezzato per riuscire a ridarci questi dati. Quindi possiamo farlo, abbiamo già messo in piedi come associazioni un'associazione, una linea di servizi estremamente competitiva che si basa su questi strumenti, ma non è completa perché manca dall'altra parte. Allora, se facciamo queste cose, facciamole in maniera tale che siano pesanti da una parte, ma anche che agevoli dall'altra, e non facciamo le cose solo che appesantiscono questa attività. Assolutamente. Già noi adesso abbiamo delle situazioni in cui abbiamo socie che arrivano da noi con il computer perché non sanno da che parte prendere le cose. Quando mi capita, ma credo capiti a tutti, di girare nei negozi, sono impazziti perché qualche volta non funzionano le trasmissioni telematiche dei corrispettivi, quindi ecco, io credo che tutto questo dovrebbe essere in qualche modo completato, dando anche dei vantaggi. Se non diamo questo è solo un onere. Assolutamente. Ci ritroveremo perché per parlare anche del discorso magari dei saldi, per fare anche un po' bilancio, un po' più avanti per come stanno andando e tutto, perché il tempo è volato letteralmente, così sono i termini. Letteralmente volato. Come stanno andando adesso proprio il volo? 32 secondi. I saldi? I saldi. Bene i primi 2 giorni, malissimo dopo. Oh signore, addirittura. È così. Sia per il territorio di Padova che per Vicenza. Sì, è un dato regionale anche. Dato questo. regionale, allora vabbè. Allora rifletteremo su questo, ci aggiorniamo ancora sulle altre novità, parleremo la prossima volta anche di plateatici, scriveteci naturalmente anche così ci suggerite delle tematiche, delle domande. Grazie al direttore Maurizio Francesconi di essere stato qui con noi, grazie a voi di averci seguito come sempre, buon proseguimento, noi ci ritroviamo domani.